retributivo neanche molto spesso a livello sociale. Questa è la gente che sa dare valore al suo lavoro e sa dare valore al ruolo e al compito della nostra scuola. Oggi siamo qui per rivendicare, per chiedere il riconoscimento di un impegno, di una fatica, di un lavoro, condizioni migliori, condizioni retributive. Ma oggi questa piazza è qui, questa vera scuola è qui per difendere la scuola, perché dobbiamo dare una risposta a un disegno perverso che vuole deturpare la figura della nostra scuola, la scuola della Costituzione, la scuola di tutti e di ciascuno, la scuola della solidarietà, la scuola dell'inclusione, la scuola della democrazia, la scuola che promuove i singoli e la collettività. Non è questa la scuola che loro vogliono, è un'altra scuola. Ecco perché c'è un obiettivo ancora più grande, che va al di là delle nostre rivendicazioni, che va al di là dei nostri diritti. C'è la scuola della Costituzione. Questi non si vogliono mettere in testa che la scuola è una comunità educativa, che la scuola è una comunità professionale, che la scuola vive di collegialità e cooperazione. La scuola non ha bisogno di sindaci, di sceriffi, di amministratori unici, perché questa non è scuola, questo è un modello aziendalistico che non ci appartiene. Noi corriamo un rischio molto pericoloso, perché qualcuno si è messo in testa che dopo aversi scelto gli insegnanti si sceglierà anche gli alunni e avremo la scuola d'eccellenza, la scuola degli sfigati. Non è la scuola della Costituzione. Questi 8 milioni di ragazzi sono figli della gente che noi rappresentiamo. Ecco perché dobbiamo difendere quella scuola, ecco perché non ci fermeremo nella mobilitazione, ecco perché andremo avanti e chiediamo al Parlamento di modificare questo obbrobrio, di modificare subito questi articoli, a cominciare da quello che riguarda la stabilità del personale. Una vergogna scrivere che dopo 36 mesi, invece di stabilizzare il lavoratore, gli si dà il diritto al suicidio, lo si espelle dal mondo del lavoro. È la cosa più ignobile di questo mondo. Non sanno cosa significa precarietà, anche perché la maggior parte di loro non ha vissuto questa esperienza. La devono cancellare, così come devono cancellare le norme che riguardano la valorizzazione dell'autonomia scolastica. Non è vero che l'autonomia non ha funzionato per mancanza di poteri, l'autonomia non ha funzionato per mancanza di risorse professionali e di risorse umane, non erano i poteri che mancavano. Così come si devono modificare tutte le indicazioni, le richieste che riguardano la rappresentanza sindacale e il contratto. Abbiamo diritto ad avere un contratto. Dopo 7 anni ancora una volta questo governo si comporta come il peggior datore di lavoro di questo paese. Non è più ammissibile. Allentare ancora significa ritardare, mortificare e umiliare le persone che con tanta dignità, con tanta fatica vivono ogni giorno l'esperienza dell'educazione e della formazione. Questo chiediamo e continueremo con forza a chiederlo, anche, soprattutto per difendere questa gloriosa istituzione, questa scuola, perché che sia chiaro, quello che ci vogliono offrire non è la buona scuola, è una scuola alla buona, che è cosa ben diversa da quella che abbiamo conosciuto, da quella che abbiamo vissuto. Ecco perché il Parlamento la deve modificare, perché questo Paese non lo merita. Questo Paese la scuola alla buona non la vuole, vuole una scuola in grado
di garantire e assicurare ai ragazzi e ai giovani conoscenze, capacità, competenze, educazione ai valori, alla democrazia, alla partecipazione, perché questo è il futuro dei nostri ragazzi, non il futuro così come lo prospettano loro, perché non ci sarà futuro. Ecco perché lo sciopero del 5, tutte le sigle unite, ha avuto il pregio e il privilegio, questo governo, di dare forza, collante, all'unità di tutti i sindacati, che è la base che il mondo della scuola ci chiedeva. Continueremo, è il messaggio che questa piazza, questo mondo, questa gente lancia al governo